Noi studenti e studentesse dovremmo essere istruiti, non il posto dove mandarci a morire. Noi non ci stiamo più, il tempo è scaduto e pretendiamo un cambiamento. È il terzo studente che vediamo morire in pochi mesi e pensiamo che sia allucinante che in tutta quest'estate, in tutto questo tempo, la scuola e le istituzioni, il Ministero non si siano ancora posti il problema che in realtà solleviamo da anni. E pensiamo che questo non sia frutto del fatto che non si sa quale sia il problema o quali siano le soluzioni, ma del fatto che si scelga coscientemente di favorire le aziende, di favorire questo sistema di sfruttamento che fa guadagnare sempre le solite poche persone, piuttosto che un sistema che vada a tutelare la sicurezza di tutti e tutte. Quello che proponiamo è un cambio radicale all'interno delle scuole, all'interno dei luoghi di sapere. Dobbiamo mettere prima la salute, la sicurezza e il benessere degli studenti, che adesso dopo 2 anni di pandemia è molto a rischio sia negli istituti tecnici, appunto in quanto vanno a fare in delle fabbriche a fare alternanza scuola-lavoro e perdono la vita, sia in tutti gli istituti insomma superiori d'Italia, in quanto gli studenti e studentesse non hanno nessuna cura, non c'è nessuna attenzione per la salute psicologica, per la salute psicofisica degli studenti che sono devastati da un modello di scuola che è insostenibile, da un modello di scuola che vede solo sul profitto. Non si può veramente più accettare che i ragazzini vengano mandati a lavorare gratis nelle fabbriche, al di là di questi incidenti mortali, e che forse invece ci sarebbe molto più bisogno di dare la possibilità a tutti quei lavoratori che magari non hanno avuto la possibilità di studiare, di formarsi, di poter invece continuare a farlo, perché formarsi, studiare serve per essere persone libere e avere una mentalità critica, e quindi anche per vigilare e protestare quando la sicurezza non viene rispettata.